Continuiamo la nostra masterclass, tocca a Nicola Marungio e Cinzia Carrus, che sono fotografi, registi e documentaristi, e ci racconteranno un po' quello che è la loro esperienza di giovani filmmaker isolani, oristanesi, giusto? Non diciamo della zona di Oristano, ma che lavorano in tutta la Sardegna e sono stati anche spesso fuori. Tra le loro opere più importanti, il fatto che abbiano lavorato molto anche con degli artisti è molto importante. Tra i documentari più recenti, nel 2023 La Rosa e il Cubo, che è un documentario dedicato a Giuseppe Bosic, che era un artista sardo-istriano, pittore, incisore, scultore, artista multiforme, che ha aperto alla sperimentazione la possibilità di coniugare l'aspetto materiale con quello spirituale della realtà. Nel 2022 Samesita, sulla Sartiglia, coproduzione Rai. Nel 2018 Terra Strangia, che peraltro ha vinto il secondo premio del Fiorenzo Serra Film Festival, e in quell'occasione ci siamo conosciuti. È un documentario dedicato all'antica tecnica della produzione delle tegole in terracotta, praticamente, terra cruda, scusami, che si fa in un comune dell'Oristanese, molto vicino a Oristano peraltro, che è Silì, è una frazione di Oristano. Nel 2019 Salimba de Surré, è un documentario sui canti logudoresi e che si è qualificato tra i finalisti del premio internazionale Vittorio De Seta. Ieri di Vittorio De Seta ha parlato a lungo il professor Tiragallo. Sardigna Romanica penso che sia l'ultima produzione, la più recente, quindi tra il 2024 e il 2025, che è in corso esattamente, ed è un viaggio volto a riscoprire quella che è l'architettura romanica in Sardegna, quindi un viaggio nel Medioevo sardo, possiamo dire. Anche in questo caso è una produzione Rai, una produzione Uber con Rai. Nel 2017 avete curato un piccolo documentario per la mostra delle opere di Fabrizio Dapra, intitolata Mia isola, mia terra, mio universo, e poi avete curato anche diversi reportage fotografici, in particolare ad Olzai con la casa museo di Carmelo Floris e con sempre Olzai i Murronarzos e Intintos, che sono delle maschere caratteristiche. Non avete partecipato al Fiorenzo Serra Film Festival di quest'anno su queste maschere, però lo dovrete fare. Vi passo la parola. Vorrei ricollegarmi ad un'osservazione molto, molto interessante della professoressa Iemi, che ha tenuto la masterclass prima di noi, ed è il consiglio che le diede il suo allora professore quando lei lo incalzava con domande, perché voleva capire come agire in concreto dopo tanta teoria, e lui le disse lasciati sorprendere. Diciamo che questo è un po' anche il nostro leitmotiv, non possiamo fare altro che consigliarlo anche a chiunque si approcci all'idea di realizzare un documentario. Noi addirittura siamo andati anche oltre l'effetto sorpresa, perché diciamo che un po' la costante del nostro approccio è proprio lo smarrimento. Noi quello che cerchiamo è proprio smarrirci nell'atto della realizzazione di un documentario. A questo proposito io inizio subito dandovi un consiglio di lettura. Questo consiglio di lettura è un testo che si chiama Sovrapposizioni, uscito alla fine degli anni 70. È un testo anche, diciamo, abbastanza breve, e ve lo consiglio perché può cambiare, può ribaltare addirittura il vostro modo di vedere il potere e il vostro modo di vivere il concetto di minoranza, di minoranze e di minore. Un concetto, questi sono concetti che vengono anche spesso e sempre di più strumentalizzati, quindi credo che quel testo sia fondamentale proprio per provare a guardare da un punto di vista differente.
ve lo consiglio, è composto da il Riccardo III di Carmelo Bene, che era andato in scena nel 77, poi da un saggio di Gilles Deleuze che è intitolato Un manifesto di meno, che è un saggio critico sull'opera di Carmelo Bene, e infine c'è la risposta di Carmelo Bene a Gilles Deleuze. E tutti e tre questi elementi sono estremamente interessanti. In particolare io vi consiglio proprio Un manifesto di meno di Gilles Deleuze, lo potete tra l'altro anche reperire facilmente online, trovate i PDF, proprio in merito al rapporto tra il potere e l'arte, perché è un saggio che tratta di un'opera di Carmelo Bene che è teatrale, però in realtà Carmelo Bene si è occupato molto anche di cinema, e quindi fa anche dei riferimenti al cinema. E non solo, diciamo che vale a livello universale per l'arte. L'arte che può agire per sottrazione rispetto a cosa? Sottrazione rispetto al potere, quindi davvero è estremamente interessante. Io se ci sarà un po' di tempo dopo magari vi leggerò anche qualche passo, però adesso entriamo più nel vivo, nel concreto di questa trattazione, perché noi appunto siamo nello specifico documentaristi e il documentario secondo noi proprio rientra tra quei minori. Perché? Perché la prima grande categorizzazione è quella tra i macrogeneri, tra fiction e non fiction, quindi cinema del reale e cinema di finzione. Il documentario chiaramente è non fiction, però mica tanto chiaramente, perché in realtà già dalle origini non ci sono mai state delle rigide separazioni tra fiction e non fiction, e quindi tra cinema del reale e cinema di finzione, e anche su questo vi invito ad approfondire. Per quanto riguarda la nostra produzione, oggi in particolare ci concentreremo su alcuni lavori che abbiamo realizzato che riguardano i temi dell'arte e dell'artigianato, che hanno delle loro peculiarità, perché l'approccio a seconda appunto del tema, del soggetto trattato, sarà differente. Inizieremo con La rosa e il cubo, che è appunto un documentario di cui Nicola Marongiu ora ci leggerà una breve sinossi per avere così un'idea di che cosa tratta. L'uomo, l'iniziato, l'artista. Giuseppe Bosic, sardo-istriano di nascita, si racconta in un percorso epifanico ed epifonico denso di simboli e vissuto personale. Da una profonda ricerca introspettiva e dal confronto con i grandi maestri della vita e dell'arte, nasce l'esigenza di superare se stesso in un continuum che, pur manifestandosi nei confini del mondo, trascende la dimensione materica per abbracciare nuovi domini cosmici, nuove possibilità di visione, di ideazione e di evoluzione. Pensatore che si esprime per immagini, poeta, la sua opera è un segno profondo nel deambulacro verso la verità. La rosa e il cubo, nel frammento di vita di cui Bosic offre ampia testimonianza, sono emblema del processo di trasmutazione, termini fondanti per la realizzazione di quell'unità tanto anelata nel viaggio in questa dimensione. In generale il nostro approccio al documentario, diciamo che quindi relativamente non solo ai temi di oggi che sono arte e artigianato, ma appunto più in generale, è quello, la nostra scelta ricade sulle video interviste o sulle video testimonianze. Poi magari dopo possiamo anche approfondire questi due concetti se non li conoscete già. Quindi video interviste e video testimonianze, e poi documenti d'archivio che possono essere testuali ma anche audio o audiovisivi o solo visivi, chiaramente. E queste sono la base dei nostri lavori, ecco. Queste sono delle scelte precise che abbiamo fatto come nostro stile, come nostro approccio, e un'altra scelta importante è che noi non utilizziamo le voci, i commenti fuori campo. Quindi sono le stesse persone che vengono intervistate o che rilasciano una loro testimonianza a narrare in prima persona o la propria esperienza, oppure in caso di studiosi ed esperti riferiscono dei loro studi, chiaramente. Un'altra nostra scelta è quella di non introdurre elementi di fiction, perché come anticipato prima i confini tra fiction e non fiction sono labili e lo sono sempre di più.
Un esempio estremo che sicuramente conoscete è The Blair Witch Project, che è un famoso mockumentary, quindi un finto documentario. In realtà quello è stato qualcosa di, diciamo, è stata un po' una pietra miliare, se vogliamo, però oggi ci sono delle forme molto più insidiose, perché ci sono ad esempio vari documentari che si presentano come documentari d'inchiesta, che spesso vengono diffusi non solo nelle sale cinematografiche, ma anche tramite i social, tramite il web in generale, che in realtà sono dei documentari di propaganda. E quindi anche da questo punto di vista il rapporto tra l'arte, in questo caso il cinema, e il potere è molto interessante. Ecco perché uno dei motivi per cui ho tenuto a fare questa introduzione dandovi il consiglio di lettura sull'opera di Deleuze e Carmelo Bene. Quindi appunto noi scegliamo la forma, diciamo, autonarrante, quindi non con un commento fuori campo, una voce onnisciente che spiega tutto, perché appunto noi cerchiamo invece lo smarrimento. Diciamo che la nostra ambizione, che ammetto essere molto alta, è quella del documentario aperto, che lascia interrogativi, che stimola a cercare, a porsi delle domande, quindi non è il documentario che fornisce delle risposte, e quindi spesso noi mettiamo insieme delle voci che sono anche contrastanti tra loro, e dopo vedremo anche alcuni esempi. Importante è la collaborazione appunto anche con gli archivi storici o con enti come la Cineteca Sarda stessa. E quindi è molto importante anche la fase di ricerca, e questo non vieta appunto, cioè diciamo non preclude poi nella fase di realizzazione la ricerca anche dello smarrimento, però di questo vedremo più avanti. Adesso entrerei nel vivo con La Rosa e il Cubo. Vi offriamo un trailer che è stato realizzato per un evento specificamente. Ci è stato chiesto di presentare quest'opera ad Ascona in occasione del seminario teosofico internazionale su arte e teosofia. Dato che il documentario è stato confezionato in diverse versioni, una di 50 minuti e una estesa che contiene sostanzialmente materiale d'archivio e di studio che è integrale e dura insomma quasi 3 ore. Abbiamo pensato a diciamo, un audiovisivo agile, quindi insomma dura circa 10 minuti e ve lo offriamo adesso. Il primo silenzio è quello dell'ignoranza, il secondo silenzio è quello della consapevolezza, e quindi in questo silenzio c'è tutto, insomma, c'è tutto il processo. Io ho scritto proprio una piccola frase che forse avrete letto in qualche mia testimonianza: inquieto ma giro entro me stesso cercando l'uscita. E quindi questo era il mio progetto di vita. Tutto lì. Tutti i miei figli, che sono le mie opere nei vari ambiti, l'incisione, la scultura, la ceramica, ovviamente il disegno, perché è alla base di tutto il mio fare. Sono temi, tematiche, modi, tecniche che ho frequentato, e quindi sono tutti figli miei. Ovviamente tutte queste attività si sono intercalate con altre che hanno riempito la mia vita, anche di cercatore in ambiti iniziatici, esoterici, dove ho dedicato molto tempo alla ricerca e quindi ne posso testimoniare.
1721 era stata costituita a Londra la Gran Loggia, che raccoglieva le prime logge massoniche londinesi, e i landmarks furono scritti da un prete di allora, un prete anglicano che si chiamava James Anderson. E a proposito di questo nome, la loggia di cui io fui venerabile a Milano era intitolata James Anderson. La mia prima esibizione avvenne a Trieste nel 1963. Questo è il mio primo passo e poi dopo quello ne ho fatti tanti altri. Più che frutti, quelli sarebbero dei fiori con un occhio effettivamente, ma è l'aspetto epifanico della manifestazione visibile, che però allude a una capacità di visione, mentre altra cosa è il vedere con gli occhi, altra cosa è avere la coscienza, come posso dire, della pineale, del terzo occhio, che consente la visione. Quindi una visione a tutto tondo, anche dell'invisibile agli occhi naturali, all'aspetto percettivo sensoriale dell'apparato visivo. E quindi via via in corso d'opera si matura questo. Con tutte le altre, diciamo, partecipazioni, insomma, che sono state comunque un percorso che mi ha dato tantissimo effettivamente. Io non nego nulla di tutto quello che ho fatto. Ovviamente nel momento in cui lo facevo, quello era l'attimo presente di quel momento e l'ho vivificato andando avanti, insomma, proseguendo. È evidente che bisogna andare avanti, non bisogna guardare dietro, perché sennò c'è il rischio della pietrificazione. Quindi l'aspetto, diciamo, della tradizione che evolve è il senso proprio che è dato dall'assioma ermetico del sapere, volere, osare, perché l'aspetto osare è destabilizzante rispetto all'aspetto conservativo, quindi bisogna procedere, andare avanti. Anche qui il tema è alchemico, raccoglitrice spagirica. Vedete come questa figura si inchina per raccogliere i fiori che poi saranno distillati, saranno oggetto di lavorazione. E c'è questa mano benedicente, perché poi la lumaca, che è una sorta di connessione alla parte mentale, in questo caso è illuminata, quindi è una nuova forza di ideazione, non è l'ideazione compromessa. Anche qui c'è l'allusione a una piccola scala che deve essere salita, cioè bisogna elevarsi sostanzialmente e non rimanere solo sul piano orizzontale, che è pure importante perché bisogna pure basarsi sulle cose concrete, ma bisogna anche evolvere e questa evoluzione apre orizzonti, offre prospettive nuove per la coscienza.
astrazione, l'amore è il divino in ognuno di noi, e ognuno di noi spesso depistato dalle abitudini, dai solchi tracciati, dai falsi scopi, dai sistemi automatici o semiautomatici, si fa prendere da questi tranelli. In realtà la personalità non è il fine, è il mezzo per operare una trasmutazione prima e una trasfigurazione dopo. L'eternità, secondo un'intuizione che ho avuto, non è un lungo periodo di tempo o anche un tempo non definibile con i parametri, diciamo, dei cicli, ma è proprio la capacità di ubicarsi nell'attimo presente. Quella è l'eternità, perché quell'eternità ti mette al di fuori del tempo e dello spazio, cioè del cronotopo. E quindi noi possiamo essere nel tempo, nel mondo, ma non del mondo. Non so se qualcuno ha qualche domanda, qualche curiosità. Purtroppo no, però ha fatto in tempo a vedersi. Infatti a questo proposito è interessante notare come, allora, dicevamo prima, il documentario che riguarda l'arte o l'artigianato diciamo, ha delle peculiarità nell'approccio sia di progettazione che di realizzazione, soprattutto nella realizzazione, direi, perché non è scontato che un artista non cerchi in qualche modo di avere il controllo sulla produzione. Nel caso di Giuseppe Bosic questo non c'è stato proprio in nessun modo. Naturalmente gli abbiamo fatto vedere il prodotto finito, montato, perché poi diciamo che anche la legge richiede una firma di una liberatoria e che ci sia il consenso all'utilizzo dell'immagine. Però lui ha approvato molto felicemente, è stato veramente felice, quindi questa è stata per noi sicuramente una grandissima gioia. Però ecco, ci tenevo a dire questo perché non è scontato che l'artista non cerchi in qualche modo di operare qualche ingerenza. Lui veramente è stato fantastico da questo punto di vista, non per giudicare chi lo fa chiaramente, perché è legittimo anche vedere rappresentata la propria immagine magari in un determinato modo, perché comunque a livello sia di intervista che di montaggio il regista o il filmmaker opera delle scelte che possono anche travisare poi nel prodotto finale, in quello che si presenta, la rappresentazione della sua opera e della sua vita. Quindi è legittimo, non dico che non sia legittimo, però è sicuramente diciamo un atteggiamento apertissimo e quindi va sicuramente notificato questo e gli va anche riconosciuto. E tra l'altro trattando, come avete visto, anche dei temi che non sono solo l'arte ma è arte ed esoterismo, con una condivisione praticamente totale del suo percorso. Tra l'altro questa è una sintesi di 15 minuti, ma come diceva prima Nicola, l'opera integrale è di 3 ore e potevano essere anche molte di più, tra l'altro. Quindi il suo è stato lui ha condiviso il suo percorso esoterico senza filtri, e anche questo è molto importante. Come avete visto, come avete potuto credo evincere, un'altra scelta che noi operiamo appunto sempre riguardo al fatto di non inserire gli elementi di fiction. Non ci sono delle scenografie come dire precostituite, facciamo molta attenzione a riprendere tutto nell'ambiente effettivo in cui opera, in questo caso l'artista che qua abbiamo intervistato proprio nel suo atelier.
E poi un'altra cosa che così volevo rilevare, ecco, che avete visto, il protagonista non è utilizzato come un attore, perché anche quello appunto si può fare nei casi in cui appunto il documentario diciamo introduce elementi di fiction o addirittura di drama. In questo caso non c'è, quindi è diciamo se stesso che questa io più che un documentario biografico lo chiamerei un documentario autobiografico, perché qui è come se l'autore fosse, no? Lui stesso, è una sua autobiografia se vogliamo. Quindi anche questo è una scelta. Allora in questo caso se posso un attimo dire un po' la genesi di questo documentario, perché oggi vi porteremo appunto diversi esempi che sono nati diversamente. Questo è un documentario che noi non abbiamo realizzato su commissione. Conoscevamo Giuseppe Bosic come artista da tantissimi anni prima, da almeno 10 anni prima più o meno, giusto? L'avevamo anche conosciuto personalmente quando ancora io e Nicola non ci conoscevamo, quindi abbiamo conosciuto Giuseppe alle sue mostre, io anche durante alcune sue conferenze. Poi l'abbiamo seguito una volta che io e Nicola ci siamo conosciuti presso dei laboratori artistici a cui lui partecipava e ai quali ha partecipato anche come maestro, e là diciamo c'è stato diciamo un reincontro con Giuseppe Bosic nel quale lui ci ha proprio invitato ad andare presso il suo atelier a vedere tutte le sue opere dal vivo, quindi per noi era veramente festa. E così è nato il documentario, perché gli abbiamo chiesto appunto se fosse possibile andare là anche con le nostre videocamere, fotocamere, e lui ne è stato insomma entusiasta, e così è stato, così è nata questa sua videotestimonianza, perché la scelta appunto può essere tra videointervista e videotestimonianza. Nella videointervista c'è un soggetto e un altro soggetto, comunque più soggetti, c'è un rapporto di dialogo, quindi c'è un intervistato e un intervistatore. In alcuni nostri documentari abbiamo fatto questo, scegliendo però di non comparire mai noi né nell'inquadratura né come voce al di là appunto dell'inquadratura. Nel caso di Giuseppe però non è stata neanche una videointervista, è proprio una videotestimonianza, perché la videotestimonianza è caratterizzata dal fatto che c'è una sorta di monologo della persona che racconta, che parla, e questo è il caso, come avete visto, come avete forse intuito, di Giuseppe Bosic, perché il suo è proprio un flusso di coscienza, lo possiamo chiamare tranquillamente così. Giuseppe è stato molto generoso nel riversare i suoi tanti anni di ricerca in ambito spirituale e di applicazione poi nell'ambito dell'arte con le tecniche che ha sperimentato e di cui è diventato maestro. Accennava Doneddu al fatto che è pittore ma anche scultore. Si è dedicato all'incisione, insomma in tanti ambiti, e di Giuseppe hanno scritto tanto due amici comuni che abbiamo, cioè Paolo Sirena e Flaminia Fanari. C'è l'opera editata dalla casa editrice Salvure che si intitola Letture simboliche, interpretazioni critiche, che è un must per chi vuole conoscere e approfondire con un testo l'opera di Giuseppe Bosic. Quindi è stato generosissimo nell'offrire queste sue testimonianze, e noi abbiamo avviato un percorso di valorizzazione di tutto questo patrimonio culturale che lui ha offerto, non solo facendo dono del documentario La Rosa e il Cubo alla Società Teosofica Italiana, che è come dire perfettamente in linea con l'attività di divulgazione di questi contenuti legati non solo all'arte ma anche alla spiritualità. Ma poi anche tanti altri materiali che abbiamo avuto occasione di registrare, cicli di interviste, fotografie che rientrano nel fondo Bosic che ha istituito la Società Teosofica Italiana, sono sicuramente
ben valorizzati, e quest'opera di ricerca sull'artista da parte nostra continua, perché Giuseppe nel documentario ha lasciato aperte tante piste, tante porte, tanti sentieri che in qualche modo stiamo percorrendo, anche con interviste a chi lo ha conosciuto, a chi con lui ha condiviso, e che naturalmente può ancora testimoniarne, perché molte persone non ci sono più. Lui è stato insomma un esponente fondamentalmente di quello che possiamo considerare il terzo surrealismo, ma è entrato in contatto e ha lavorato con Enrico Bai, con Ibrahim Kodra, con insomma le eccellenze di queste correnti, ecco. Quindi mi sento di dire questo, che appunto il dono che ci ha fatto Giuseppe di offrirci queste testimonianze non è solo un dono per il cinema documentario, visto che noi appunto abbiamo fatto di tutto per metterlo a disposizione, ma è un dono anche per chi riesce a cogliere i contenuti che lui veicolava anche tramite la sua arte, che sono contenuti iniziatici, sì, come stimolo, certo, alla ricerca, non come una verità assoluta, certamente, anche perché lui poi, come dire, in questo percorso di ricerca e scoperta nei vari ambiti iniziatici si definiva un cercatore e uno sperimentatore, questo è molto importante. Quindi lui ha offerto a più riprese la sua, chiamiamola mappa del territorio, ovvero la sua fotografia della realtà, essendo qualcosa che come il suo stato di coscienza progrediva man mano che lui appunto cercava, scopriva e così via, non era mai qualcosa di fisso, però ha offerto, come dire, testimonianza dei vari momenti, ecco, che hanno... Sfuggiva alla pietrificazione. Cercate di sfuggire anche voi. Io vi suggerisco comunque di vedere la versione estesa del documentario. Mi piace citare Boris Pasternak riferendomi a Giuseppe, perché Pasternak diceva: poeta è colui che riesce a vedere contemporaneamente e da un punto di vista solo ciò che due vedono isolatamente. Giuseppe ha condiviso con noi dei contenuti che hanno a che fare con l'intuizione, e vedrete il ruolo fondante che ha l'intuizione nella sua arte. Quindi l'invito è a vedere il documentario nella versione estesa. Abbiamo utilizzato l'archivio personale di Giuseppe Bosic, che ci ha messo totalmente a disposizione. E quindi nel documentario avete potuto vedere non solo le opere che noi siamo stati in grado di riprendere perché presenti, ma anche tutta una serie di opere che sono andate perdute perché il suo atelier è andato a fuoco e sono andate perdute tantissime, cioè praticamente la maggior parte, la gran parte delle sue opere, della sua produzione, e considerate che lui è stato un artista estremamente prolifico, estremamente vario, estremamente prolifico, e lui ha visto andare a fuoco il suo atelier con tutte le sue opere. Si sono salvate solo quelle che erano in esposizione in giro per il mondo. E quindi il fatto che comunque le avesse fotografate, avesse comunque un archivio consistente, abbastanza consistente di materiale fotografico delle sue opere, ci ha consentito di poter fare in questo caso un lavoro di ricostruzione della memoria delle sue opere. Quindi durante tutto il documentario noi mostriamo anche le opere perdute di Giuseppe Bosic. Dicevo che appunto, riprendendo il discorso, un'altra caratteristica comune della nostra produzione è quella dell'importanza delle fonti orali, chiaramente. E quindi direi che passiamo alla presentazione di una serie di opere che abbiamo realizzato invece su commissione, mentre il Rosa del Cubo è stata una produzione totalmente indipendente. Adesso passiamo a alcune opere realizzate su commissione o comunque in collaborazione, in coproduzione con altri soggetti, nello specifico con l'Archivio Storico del Comune di Oristano e con la Cineteca Sarda, che ci ha molto, generosamente e gentilmente messo a disposizione dei materiali importantissimi d'archivio che noi abbiamo utilizzato con grande entusiasmo. Abbiamo ricercato e utilizzato. Direi che apriamo con l'opera intitolata "E quindi uscimmo a rivedere le stelle",
che tratta il tema della Sartiglia da un punto di vista originale rispetto a quanto era stato fatto prima di quel momento, ovvero generalmente la Sartiglia viene approcciata o a scopi promozionali, a scopi comunque istituzionali promozionali, oppure strettamente storici. In questo caso invece, tra l'altro, diciamo anche non esiste neanche un documentario di così ampio, non esisteva prima un documentario di così ampio respiro dedicato alla Sartiglia. Noi abbiamo scelto di realizzare 7 interviste, tra cui una doppia, della durata ciascuno di circa un'ora. Chiaramente il girato è moltiplicatelo per 1 milione, però poi la scelta di montaggio finale è stata 1 ora per intervista, quindi un ciclo di interviste. Anche qui stesso discorso di Rosa del Cubo, non ci sono elementi di fiction. In questo caso c'è un'alternanza tra video interviste e video testimonianze, perché in alcuni casi c'è stato proprio un flusso di coscienza totale, e in altri casi invece si tratta più di un dialogo che è avvenuto tra noi e l'intervistato, nel quale comunque non siamo poi noi presenti nel montaggio, quindi nel prodotto finale che vedrete. È importante notare che 15 modi di vedere le stelle ha costituito il primo bollettino digitale dell'archivio storico del comune di Oristano. Le persone che abbiamo intervistato sono autorevoli, hanno interiorizzato la manifestazione della Sartiglia da diverse prospettive. Come accennava Cinzia, siccome la tendenza è quella di produrre documentari aperti, cioè non con una voce narrante onnisciente che offre una versione, della realtà e non ne ammette altre, e sentirete anche delle visioni che sono contrastanti, diametralmente opposte, ma che concorrono a formare un quadro organico, perché, ripeto, c'è chi la manifestazione l'ha vissuta da una prospettiva, chi da un'altra, e quindi può testimoniarne in base al proprio vissuto. Vediamo ora pochi minuti, meno di 10, di queste clip che abbiamo selezionato, e poi magari diamo un rapido commento. Una cosa molto bella della Sartiglia è la svestizione. La svestizione è la fine di questa grande rappresentazione, questa raffigurazione, l'uomo, l'eroe divinizzato che ridiventa uomo, no? Ridiventa uomo e resta nella memoria di chi l'ha conosciuto, se ha fatto una bella Sartiglia, se si è comportato bene, se resta con Poidori per il resto della sua vita, perché uno che viene iniziato, un iniziato, resta iniziato per sempre. Da piccolini, io e Luigi, era normale. Si aprivano le finestre e si vedeva solo Poidori, quindi noi siamo nati nella strada della Sartiglia, quindi la Sartiglia è qua. È importante sicuramente che si vada avanti, che si facciano, però non bisogna dimenticare che cosa è l'essenza della Sartiglia, che, ripeto, è il cuore, esoterica, è propiziatoria. Non dimentichiamo questo. Questo deve essere fatto, deve essere tenuto sempre presente, perché se non è presente questo, la Sartiglia rischia di diventare una manifestazione carnevalesca, cosa che non è. Oppure solamente d'immagine per la gente. Questa non è così, non deve essere così, perché la Sartiglia ha una sua essenza. La Sartiglia deve rimanere è sempre bella. È sempre bella. Viva la Sartiglia! Però, attenzione, facciamo in modo che rimanga la Sartiglia, perché i nostri figli, i nostri nipoti, dovremo consegnargli una manifestazione non molto diversa come spirito da quella che abbiamo conosciuto noi. Genuina come è nata. Feci i suoi compositori da uomo maturo, e non magari da ragazzino con cui poi ti dimentichi di averlo fatto, quindi segnò per me ci fu proprio un'impronta importante, perché dopo che feci i suoi compositori mi ricordo che andai una sera di guardia, lavoravo in clinica a Oristano, in ospedale, mi ricordo che andai a lavoro di guardia e in una notte iniziai a buttare giù Nozze Celesti, che fu il primo libretto che venne scritto, che scrissi sulla Sartiglia, ma lo buttai giù proprio in una notte. Quando l'uomo profano, l'uomo comune, sale sul
sul tavolo in cui verrà trasformato, perché avviene proprio una trasformazione alchemica dell'uomo comune in qualcosa di divino. E questo avviene nel momento in cui dalla terra sale sul tavolo. In quel momento viene spogliato di quelli che sono i gioielli, i metalli che lo tengono legato alla terra, i suoi abiti, e viene rivestito con gli abiti, io li chiamo gli abiti celesti, gli abiti che saranno quel filo conduttore tra cielo e terra. Quando il presidente del gremio dava la spada a Sugo Poidori, si dice che Sugo Poidori faceva una specie di giuramento nei confronti del presidente del gremio. E che cosa giurava? Cosa doveva giurare? Doveva giurare di fare la sartiglia come la tradizione. Certo, l'evoluzione c'è stata, ma il principio fondamentale della sartiglia è molto semplice. La sartiglia è una giostra equestere d'armi, perché si usa il cavallo, si usa la spada e si usa lo stocco, 2 armi. All'inizio c'è della sartiglia l'incrocio delle spade fra Sugo Poidori e su Secondo Componi. Incrociano le spade per 3 volte. È la sfida che si attua in quel momento fra Sugo Poidori e su Secondo. Mi aveva sempre attratto il mondo dei cavalli e il mondo del costume, ecco, la folla, il rito, e sentivo pareri non sempre concordi da parte dei miei compaesani. Ho rivolto un'attenzione che forse mi porta a dissentire da quello che è il giudizio dei più. Ad esempio, credo che la sartiglia sia una sopravvivenza di cui dobbiamo andare orgogliosi, una sopravvivenza che è una somma di accumuli, per cui non può avere una sola definizione, è pluriidentitaria, è la massima espressione culturale. Mi sembra di poter dire la massima espressione culturale equestre, festiva, presente in Sardegna e non solo in Sardegna, perché ci porta a tempi molto remoti, con sovrapposizioni le più diverse. E quindi mi ha incuriosito e in un certo qual modo anche indagato di come la definizione di essa, di questa manifestazione, non fosse unanime, ma diversa a seconda del grado di cultura della persona che vi partecipava o la osservava. Il Cavaliere Infinito è Sugo Ponidori. Ma il Sugo Ponidori è in qualche modo la mia infanzia, perché avete visto che maschera misteriosa, bellissima, rinascimentale, ambigua perché velo da sposa e cilindro da gentiluomo, ambigua, avvolta in questo velo. Ecco, se tu hai 3 anni, sei sulle spalle di tuo padre, sta per iniziare a piovere, c'è tutto intorno una folla eccitata, rullano i tamburi, si apre una porta ed esce questa figura ieratica, fantastica a cavallo. Tu sei fregato, hai l'imprinting per sempre. Quella è un'icona aiutata dall'attenzione, dalla festa, dagli applausi, è un'icona che in qualche modo segnerà la tua vita, la segnerà in modo positivo. A casa mia, da mio padre, miei zii facevano tutti la sartiglia e tutti ne hanno fatto il scompoidori, i miei fratelli. E io da piccolo vivevo quel momento di questa grande manifestazione a casa di mia nonna, che mia nonna abitava al Foro Boario, dove veniva la festa di Santa Croce, che l'ho conosciuta con tutta la sua fastosità, anche perché casa di mia nonna era a ricovero
di molte persone che facevano la compravendita dei cavalli e capitavano a casa di mia nonna, dormivano, mangiavano e poi è chiaro che c'era la festa, però mia nonna aveva un cortile enorme dove potevi ricoverare gli animali. Ecco, e da lì poi durante la Sartiglia tutti convergevano a casa di mia nonna per preparare i finimenti, per vestirsi, e io seguivo già da allora con questo entusiasmo questa manifestazione. Forse noi siamo nati fuori da quel cerchio che è carnevale e l'abbiamo fatta diventare troppo sacrale questa manifestazione. Invece ci dovrebbe essere più spazio alla risata, al divertimento. Prima era così, negli anni 60, 70, 50 c'erano le grandi mascherate. C'è un termine molto bello, sardo, miseo spantavo. E per me, io ancora questo senso di, quando vedo una cosa bella, restare quasi a bocca aperta. Spantavo. Vorrei giusto fare un piccolo focus sul titolo che abbiamo scelto per questo ciclo di interviste, quindi uscimo a Riva delle Stelle. Le stelle chiaramente sono quelle a cui fa riferimento Dante nell'ultimo verso dell'ultimo canto dell'Inferno, ma sono anche quelle della Sartiglia e sono uno strumento che è servito agli antichi per orientarsi le stelle. Quindi noi in qualche modo che ci siamo chiesti che cosa fosse la Sartiglia, ci siamo avvalsi delle testimonianze di queste persone proprio per orientarci, chiaramente non in maniera definitiva, ma per avere appunto delle sidera, dei riferimenti e passare così da un, chiamiamolo, inferno emotivo in cui non avevamo ben presente che cosa fosse la Sartiglia, se non appunto secondo le esperienze che avevamo già vissuto e interiorizzato noi personalmente, e appunto abbiamo fatto questo step per andare oltre l'inferno emotivo, darci come dire, un orizzonte, un punto di riferimento tramite queste generose interviste. Passo la parola a Cinzia. Sì, orientarci per disorientarci in realtà, perché come accennavo prima noi scegliamo di dare voce a voci contrastanti, quindi di rappresentare il molteplice, la molteplicità, e quindi questo è un orientarsi per disorientarsi, che è qualcosa di fondamentale secondo noi. Infatti avrete notato che le persone che hanno parlato hanno dato ciascuna una visione, un'interpretazione e in diversi casi anche in contrasto con loro, in apparente contrasto quantomeno, perché probabilmente se poi si mette tutto insieme forse potrebbe funzionare come un puzzle, potrebbe. Potrebbero essere delle visioni che si integrano a vicenda, quindi ciascuno porta la parte che ha visto e che magari ha indagato e approfondito, mettendolo insieme forse si può avere un quadro che è un po' più vicino alla realtà. E a questo proposito di quadri vicino alla realtà, chiaramente quando si dice cinema del reale non è perché c'è una pretesa, anche se magari qualcuno ce l'ha, non parlo chiaramente a titolo di chi ce l'ha, però diciamo che cinema del reale in generale non è che c'è una pretesa di una narrazione della realtà, chiariamo questo, è un po' come quando si fa la distinzione tra la verità e la verità processuale, ecco, diciamo che la realtà sa il documentario un po' è una realtà del documentario comunque, anche questo è sempre importante ricordarlo. Sempre nell'ambito dei lavori realizzati, questo in realtà non è stato realizzato su commissione, ma è stato comunque poi prodotto in collaborazione con l'Archivio Storico del Comune di Oristano. Invece il lavoro ma qui accenneremo ora, magari se riusciamo facciamo vedere anche qualche immagine, è Terra Strangia, ed è il lavoro dedicato al lavoro dei tegolai di Siri che realizzavano le tegole con la terra cruda. Un lavoro che non esiste più se non come sopravvivenza nei laboratori didattici.
Diciamo, questo lavoro appunto è stato realizzato proprio su commissione dell'Archivio Storico del Comune di Oristano, con una destinazione precisa, che è quella museale, del contesto museale, nello specifico del centro di documentazione della ceramica di Oristano, che si chiama Terracotta. Attualmente tuttora è in loop, potrete vedere il documentario integrale in mostra permanente al centro di documentazione Terracotta, e quindi è stato realizzato con quello scopo specifico, e quindi utilizza anche un linguaggio che è specifico. Quindi diciamo, per certi versi può apparire leggermente più didattico, ma comunque abbiamo scelto di mantenere il nostro stile, e quindi sempre aperto e di raccolta di testimonianze che che sono delle voci diverse, quindi lo stesso fenomeno, voci diverse, senza la pretesa di fornire una rappresentazione, diciamo, ufficiale di Stato. E anche sulla questione della rappresentazione di Stato io vi rimando, con questa colonna sonora che irrompe, a Carmelo Bene e a Gilles Deleuze. E colgo l'occasione, colonna sonora, noi cerchiamo sempre, anche nelle produzioni a bassissimo budget, di commissionare delle colonne sonore originali, e collaboriamo da diversi anni con due compositori musicisti che sono Mattias e Oscar Quirós-Arias, che sono secondo noi meravigliosi, ed è veramente un sodalizio veramente felice, perché ci capiamo al volo. E anche quindi da questo punto di vista è importante un consiglio chi si volesse approcciare alla produzione di documentari, è appunto fare lavoro di squadra con una serie di, non solo di esperti dal punto di vista della consulenza scientifica, ma anche dal punto di vista delle eventuali musiche, perché poi il commento musicale può anche non esserci, ma laddove presente è fondamentale trovare persone, artisti con i quali si crei un rapporto quasi di simbiosi, ecco. Vi lasciamo a questi quasi 5 minuti di trailer. Ci sono tantissimi segreti nelle tegole. E quello è. L'habitat naturale di un tegolaio era praticamente la golena del fiume. Non solo Silì, ma anche altri paesi che facevano le tegole, sono tutte situate nel corso di un fiume, perché garantiva tutte le materie prime. È un mestiere, adesso non c'è più, era un mestiere che bisognava fare anche a buio, quindi bisognava alzarsi presto la mattina, alle 2, alle 3 del mattino. Lì ho 13 anni, ero già grande lì, quindi ero passata già un lavoro da grande. Noi facevamo tegolo 6 giorni su 7. Ed era lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. La domenica niente tegole. Ma non è che ci si riposava. Da ragazzino sono stato nei forni, perché ci abitavo vicino anche. A partire da 7-8 anni fino a 15 anni, poi si era smesso di fare le tegole. A Silì erano attivi dai 9 ai 12 forni, quindi in paese certi giorni avevamo circa 100.000 tegole. Ce n'era un po' distribuiti ovunque, oggi passandoci non li vediamo più. I più bravi. E allora i più bravi lo diciamo subito. C'era Peppi Viras, sarebbe mio zio, Stravadorico Sanna, Salvador Sanna, avevano il mestiere, avevano la favela, sapevano lavorare. Poi è venuto il boom economico, quella specie di boom economico degli anni 60 incominciava le cose, e i giovani di Silì erano stanchi di fare quel mestiere,
e quindi quando hanno visto la prospettiva che si poteva andare a Milano, Torino, Genova e lasciare quel lavoraccio di fare le tegole, se ne sono andati. In più si è aggiunta la ceramica Alquati, che le tegole le faceva tutte uguali, tutte belle, e lì ha messo quasi fine al lavoro delle tegole artigianali di Silì. Da lì è finito tutto. E poi siamo rimasti noi a dimostrare come si facevano le tegole. Noi ci ripromettiamo di ricordare quella che è la nostra cultura, in effetti, le attività che facevano i nostri nonni, e quindi le portiamo nelle scuole, negli asili, facciamo laboratori con i bambini anche qui nella nostra sede. L'importante è riuscire a trasmettere qualcosa, ecco. Come anticipato, è stato realizzato su commissione con uso specifico e quindi anche degli elementi didattici, ma non solo. Ci sono due elementi che differiscono da quelle che sono normalmente le nostre produzioni. Una è quella che, come avete visto, c'è stata la dimostrazione della realizzazione di tegole crude, però essendo un'attività che non viene più svolta se non nei laboratori didattici, e non è stato possibile riprendere in diretta un laboratorio didattico perché non c'erano le condizioni per farlo, abbiamo chiesto di realizzare quello che solitamente fanno durante i laboratori didattici, di poterli riprendere, quindi anche giustamente con le liberatorie di tutti i minori presenti. Quindi questo è un elemento che di solito noi non includiamo nelle nostre produzioni, che qui invece abbiamo però dovuto introdurre, visto lo scopo del documentario, perché comunque c'era l'urgenza di documentare anche in maniera più dettagliata possibile sia le testimonianze che il fare, questo fare che ormai possiamo dire che è perso, perché attualmente non c'è una produzione né artigianale né tantomeno qualcosa di più organizzato di questo tipo di manufatto, e quindi c'era l'urgenza di testimoniare, registrare proprio le ultime sopravvivenze. L'altra cosa particolare è che noi appunto di solito non apparecchiamo niente, quindi come dicevo prima scenografie eccetera. In questo caso c'è stato invece un piccolo intervento, sempre per la natura del documentario e della sua destinazione. Abbiamo scelto di installare delle gigantografie di alcune foto storiche di Silì come sfondo, diciamo, delle interviste. Un episodio curioso, una delle signore che avete visto, che è Linda, non era prevista come nelle interviste, è entrata nel luogo dove noi stavamo svolgendo l'intervista mentre intervistavamo altri, e si è riconosciuta nella fotografia. Ha detto: ma quella sono io. E quindi noi gli abbiamo chiesto di intervistarla. In realtà abbiamo dovuto pregarla, non poco. Non so se voi... Quindi questo è un elemento che di solito noi non facciamo appunto delle ricostruzioni, ma in questo caso c'è stato questo elemento delle foto, di queste gigantografie, che però hanno portato bene, perché ci hanno portato la testimonianza della signora Linda. Sì, non so se sono troppo ambizioso nel dire che questo lavoro si pone in continuità con le testimonianze che ha recuperato Fiorenzo Serra in Artigiani della Creta, che
che è stato girato negli anni 50 nell'Oristanese e ovviamente è passato anche per Sili. Comunque il nome di Fiorenzo Serra nelle nostre produzioni è tornato più volte ed è ritornato anche nell'opera che vi presentiamo adesso, che si intitola In nome di Dio, le vie dei maestri, che è incentrato sui figoli di Oristano. Specificamente c'è un'intervista ad Antonio Manis, che è l'ultimo figolo oristanese. Quando l'abbiamo intervistato era ormai 90enne, e lì abbiamo insertato in questo documentario delle immagini proprio bellissime di cui Fiorenzo Serra è autore e che la Cineteca Sarda ci ha concesso. Quindi vi mostriamo qualche minuto di questo documentario prima di salutarci. Anche questo documentario è stato realizzato in collaborazione con la Società Umanitaria Cineteca Sarda, come dicevo, e per l'archivio storico del Comune di Oristano. Quindi c'è un approfondimento sul tema degli artigiani. Siamo partiti dalla protoindustria di produzione di tegole e mattoni crudi con Terrastrangia e si prosegue con i figoli. E anche questo documentario è in mostra permanente al centro di documentazione sulla ceramica di Oristano terracotta. Vi mostriamo i primi minuti. Nell'inverno bisognava pulire bene le mani, perché il venticello che faceva il freddo spaccava le mani. Mi chiamo Antonio Manis, nato ad Oristano. La mia attività è stata sempre questa, in mezzo, diciamo, lì all'argilla. Sono del 30, quando avevo 11 anni, 10-11 anni, e si doveva portare il soldino per andare avanti. Mio padre era militare, praticamente in casa non c'era nessuno, io ero il piccolo, il grande era militare e quindi si doveva fare qualche cosa. Da piccolino sono stato nei figolai oristanesi, ho imparato lì e poi ho continuato. Da quando sono andato a 10-11 anni c'era il tempo di guerra, da capire, e c'era bisogno di guadagnare qualcosa, in famiglia non c'era niente, allora i miei genitori mi hanno indirizzato in una bottega artigiana e poi ho continuato. Fatto sta, vuol dire che mi è piaciuto tanto e sono rimasto ancora in mezzo all'argilla. Sempre si facevano la croce, ok? In nome di Dio. Qualunque lavoro che facevano, la croce lo facevano sempre. Quando mettevano dentro il forno il primo pezzo per infornare, sempre in nome di Dio. Nella bottega praticamente c'era un solo maestro, in effetti. Il ragazzo, diciamo, seguiva il maestro e allora lì si faceva di tutto, si preparava l'argilla per fare le brocche, le conghe, le scivelle, eccetera. E praticamente fino alla cottura, in effetti era un giro continuo, perché anche, diciamo, il maestro doveva campare, in effetti i tempi brutti erano. E allora si realizzava in quella maniera. Io poi ho continuato sempre in quel ramo lì, sono passato magari da un maestro all'altro, perché in effetti non sono rimasto sempre con lo stesso, magari per darmi un soldino in più sono andato da un altro maestro. Il maestro era il ruolo principale,
in ogni laboratorio c'era uno solo, oppure erano due, padre e figlio. Praticamente c'erano i Pinna, Pietrino Pinna, erano 3-4 figli che lavoravano, però quello che comandava era il padre, era il padrone. Come primo maestro ho avuto questo signor, diciamo, Giuseppe Dovina, poi ho avuto Peppino Mei, per dire in via Falliti c'era il Mele, Peppino Mele, il mio padrino anche Domenico Mele, poi in via Palmasa c'era i fratelli Manca e questo Giuseppe Dovina che sarebbe il primo mio maestro che ho avuto. Gli altri erano in via Figoli, ossia erano distribuiti tra la via Figoli abbastanza lunga dall'inizio fino, diciamo, molti erano proprio nelle vicinanze dove c'è via Figoli, sarebbe nel Gomito lì erano pieni di figolai, dove praticamente c'era un unico forno anticamente dove tutti portavano ciò che producevano a cuocere in questo forno, che sarebbe lì nello spigolo di via Mazzini, ossia quella strada che ritorna in via Mazzini. Lì c'erano le botteghe, ognuno praticamente, io mi ricordo da ragazzino, erano praticamente anche un po', diciamo, a dislivello della strada. I manufatti erano le brocche, che erano bocca larga, bocca stretta, e poi le scivelle erano sempre quelle, le conche, lì praticamente la forma non cambiava, la forma andava dal più piccolo al più grande, le brocche, e così le scivelle. Poi altre facevano i vasi da pianta, i spasteras. Sì, c'era qualcuno che cominciava, erano dei cao che hanno fatto le brocche, diciamo, decorate con i rilievi, ma no, però di modo quei maestri che facevano quelle cose lì, gli dicevano che erano gente che non aveva voglia di lavorare. L'oggetto era quell'oggetto utilitario che serviva indiscutibilmente, diciamo, serviva in tutte le case, perché non c'era, diciamo, oggi come il rubinetto dell'acqua, che tutti potevi andare a prendere un bicchiere d'acqua, ed andava alla brocca uno a prendersi l'acqua. Quindi io mi ricordo in casa mia avevamo in una sala, seconda sala, avevamo lì un coso di cemento dove c'erano 3-4 brocche che tutti i giorni si riempivano. Non ce n'era la tubatura, e non ce n'erano altri contenitori. E allora c'erano le brocche, c'erano le conche, le scivette, praticamente dove uno faceva tutto. Faria da salatieri, io mi sono fatto anche i piatti in terracotta così, che poi facevano anche male, con la galena, con la verniciatura che avevano, è da capire. Purtroppo i tempi erano quelli, ma a dire la verità sono ancora qui. A proposito appunto del documentario, noi, concludo così, noi lo vediamo proprio come un grosso potenziale, e tornando al discorso del minore e del minoritario, delle minoranze, se leggerete appunto sovrapposizioni troverete questi collegamenti. Ci abbiamo tenuto anche a fare quantomeno un accenno, perché meriterebbe sicuramente una trattazione a parte, la questione fiction e non fiction, e abbiamo rilevato anche come ci sono degli elementi un po' ibridi in alcuni dei lavori che oggi abbiamo scelto di presentare apposta anche per questo motivo, perché non ponetevi limiti da questo punto di vista. Quindi nel momento in cui noi diciamo che facciamo delle scelte in generale nella gran parte delle nostre produzioni di non fiction, quindi non inserire elementi di fiction, questo non significa che stiamo automaticamente, come dire, disprezzando quei documentari che invece sono docufiction e docudrama. Sono tutte forme diverse di espressione, ognuna ha la sua funzione e ognuna ha le sue specificità, e c'è spazio per tutti, quindi non ponetevi limiti da questo punto di vista, nemmeno da questo punto di vista, ecco.
come diceva appunto Bosic, è bene guardarsi dal rischio della pietrificazione. E quindi io, insomma, con questo auspicio, un po' con questo auspicio, lascio la parola. Bene, ringraziamo Nicola Marongiu e Cinzia Carrus, ringraziamo i ragazzi che hanno resistito sino ad adesso, il professor Vaudrey. Stasera ci saranno le proiezioni della sezione Fiorenzo Serra e domani la premiazione del Fiorenzo Serra Film Festival in fondazione. Grazie a tutti e buona giornata.